Aveva 15 anni e aveva tanta voglia di vivere e di divertirsi, era sempre in movimento, amava andare in bicicletta, bicicletta che l'ha portato via ed era felice in quel momento, sono sicura. Martin stava correndo, spensierato, in sella alla sua mountain bike arancione lungo il percorso verde della Treviso-Stiglia, un tragitto che conosceva bene, ricorda mamma Fabrizia trattenendo le lacrime. All'improvviso lo schianto. Stava attraversando sulle strisce pedonali a Loreggia in via Malfattini all'entrata 26 dello Stiglia Martin quando è stato preso in pieno da un'auto che l'ha sbalzato nel fossato, qui dove ora ci sono dei lumini e dei fiori bianchi posati da alcuni suoi compagni e amici. Era uscito di casa intorno alle 16:30. Martin era solito andare a farsi una pedalata nei pomeriggi d'estate. Era un ragazzo pieno di vita che aveva ancora tantissime cose da fare e da dare e lascia solo un vuoto immenso. Altro non vi posso dire, siamo devastati dal dolore. Un botto fortissimo, non l'ho proprio visto, avrebbe detto sotto shock il conducente dell'auto che ha investito Martin. Un impatto talmente violento che il quindicenne sbalzato nel fossato è morto sul colpo. Quando sono arrivati i medici del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Tra i primi ad arrivare sul luogo della tragedia anche i genitori. La mamma ha avuto un malore e il papà Alessandro, con grande umanità, nonostante fosse straziato, ha avuto parole di compassione per il 31enne di Piombino Dese che era alla guida dell'auto che aveva travolto il suo Martin. Non sentirti in colpa, non potevi fare nulla per evitare l'impatto, io mi metto nei tuoi panni. Coraggio, ha detto Alessandro Pattaro al 31enne disperato, che ora è indagato per omicidio stradale. L'uomo è stato anche sottoposto ad accertamenti clinici per verificare le sue condizioni psicofisiche al momento dell'incidente. La polizia locale del campo San Piereso sta ricostruendo la dinamica dello schianto. Sia l'automobilista che Martin conoscevano bene quel tranquillo tratto di strada. Io a Matteo ho sempre detto con il piano, ma lui era energico e in quel momento l'avrà fatta 20 miliardi di volte quella strada, per cui sapeva quali erano i punti. Una distrazione, non lo so, l'unica cosa che posso dire è di stare attenti.